E quanta gente ci sta? Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, oggi è un gran giorno per chiunque dia davvero senso a espressioni come la democrazia liberale, lo Stato di diritto, la separazione dei poteri autentica, concreta, percepita nella vita dei cittadini, non sventolata nella retorica. Sì, perché oggi con il voto del Senato della Repubblica si è approvata definitivamente per una volta una riforma non solo qualificante, non solo importante, ma epocale perché segna una svolta. Parliamo della riforma della giustizia, la quale rimedia parzialmente, perché noi incontentabili, ultraliberali garantisti vorremmo anche, per esempio, la responsabilità civile dei magistrati, ma rimedia parzialmente, ma con appunto cosa che è comunque di rilevanza storica, a una serie di storture, di esondazioni storiche dell'ordine giudiziario dentro gli altri poteri della convivenza democratica. Un'esondazione datata almeno 1992, no? La sbronza ipergiustizialista. Aula del Senato, 112 sì, 59 no e 9 astenuti, hanno approvato un impianto molto saliente. I provvedimenti principali, ormai lo sapete tutti, sono anzitutto l'istituzionalizzazione della separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente, cioè la precondizione perché avvenga davvero un processo giusto. Un processo equo, un processo dove ci sono due parti che si contrappongono sullo stesso piano, accusa e difesa. Peraltro c'è una simmetria tra queste parti perché l'accusa è tenuta a provare oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza e sopra c'è un terzo arbitro che è il magistrato giudicante. Non c'è una porta interscambiabile, una frequentazione quotidiana tra l'accusa e l'arbitro. C'è poi, almeno altrettanto importante, la riforma del CSM, che in realtà si scrive così, ma si legge cancellazione della patologia delle correnti, perché anzitutto in coerenza con la separazione delle carriere vengono previsti 2 CSM, non uno, per magistratura requirente e magistratura giudicante, ma soprattutto il meccanismo di nomina sarà quello del sorteggio. Ci sono una serie di criteri, ovviamente di curriculum, per come dire, permettere la partecipazione al sorteggio, ma il meccanismo previsto è il sorteggio e quindi si toglie la principale arma a quel sottopotere delle correnti che era diventato ma un tutt'uno con l'ordine giudiziario, lo aveva snaturato alla radice, lo aveva politicizzato alla radice, gli aveva tolto terzietà alla radice. Viene poi prevista un'alta corte disciplinare per garantire ulteriore possibilità, diciamo, di rispondere di appunto errori od orrori commessi da alcuni magistrati. Questa la riforma della giustizia passata definitivamente in Senato. Qual è il punto però? Che oggi non è l'arrivo, oggi è la partenza. E proprio chiunque giustamente oggi deve festeggiare in nome del liberalismo e della separazione dei poteri, deve da oggi impegnarsi nella battaglia referendaria, perché ci sarà sicuramente una battaglia referendaria se in una legge, diciamo, di impatto costituzionale che richiedeva la maggioranza qualificata dei 2/3, che non c'è stata la maggioranza assoluta, e quindi si innesca il referendum confermativo, molto importante. A differenza di quello abrogativo, non prevederà quorum, lo vincerà chi avrà un voto in più. Allora servirà un voto in più per la civiltà liberale, per lo Stato di diritto, per la separazione dei poteri, perché le inventeranno tutte. Guardate che lo stanno già facendo, stanno evocando, ovviamente è immancabile, lo spettro del fascismo su questa riforma, no? Quando la separazione delle carriere la trovate in vari modi in quasi tutte le democrazie liberali avanzate, o comunque parleranno di torsione autoritaria, insinueranno che si vuole sottomettere
si vogliono sottomettere i PM al potere dell'esecutivo, balla sesquipedale, non c'è nulla del genere, semplicemente li separa dai giudici giudicanti. E insomma ci sarà una cagnara ideologica perché si va a toccare un sancta sanctorum del deep state, e diciamola tutta, di quella coincidenza ultradecennale tra deep state dello Stato e articolazione della sinistra politica. Quindi sarà una battaglia referendaria durissima, proprio perché il risultato di oggi, seppur parziale, è epocale. Da stasera chiunque davvero tenga la riforma della giustizia si consideri in battaglia. Grazie a tutti, a domattina.